Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, bentrovati ad un'altra puntata degli Scorretti con Carlo Cambi, firma di Prima Pagina della Verità, che vedo qui collegato con noi. Buongiorno Carlo, grazie. Buongiorno eccellenza Carinacca Cainarca. Gran maestro, buongiorno a lei. Buongiorno anche al nostro primo ospite. La prima parte della trasmissione di oggi sarà dedicata a una questione della quale si è occupato il nostro ospite Ezio Gavazzeni. Buongiorno a che tutti. Saluto. Grazie Ezio, noi ci diamo del tu perché Sì, ci conosciamo da tanto tempo. Redattore, scrittore, di lui abbiamo del suo libro Il Papa deve morire, pubblicato da Paper First, abbiamo parlato in un paio di occasioni anche con il collega Felice Manti. La pista del terrorismo armeno dietro l'attentato a Karol Wojtyla, ma in questi giorni Ezio sei tornato in primo piano, più all'estero che in Italia, poi di questo parleremo anche, che magari c'è una ragione, per un'altra vicenda. Poi naturalmente entreremo nel campo degli allegri compari non di Windsor ma del Quirinale. Carlo, il tuo giornale La Verità ha tirato su un bel polverone, no? Poi ne parliamo dopo nella seconda parte della trasmissione. È sempre troppo poco. E poi ci spieghi perché è troppo poco, unitamente agli altri temi di stretta attualità politica ed economica. Intanto, Ezio, entriamo subito nel vivo della scoperta che hai fatto, che è una scoperta un po' particolare perché poi ci racconti com'è nata. È una riscoperta di una questione che anticamente già era apparsa agli onori delle cronache. Tu hai riportato l'attenzione su una vicenda molto drammatica, particolare, quella dei cosiddetti safari di Sarajevo, dal titolo di un documentario di un regista sloveno che è uscito nel 22 appunto con questo titolo, o i cosiddetti cecchini del weekend. Poi ci spiegherai bene di che cosa si tratta. Hai consegnato con il supporto dell'ex magistrato milanese Guido Salvini e dell'avvocato Nicola Brigida un esposto. Da questo esposto in procura a Milano è nata l'apertura di un'inchiesta da parte del dottor Alessandro Gobbis. L'inchiesta è centrata intorno a un fatto che ha, diciamo, quasi dell'incredibile, anche se era uscito già tanto tempo fa, ma poi non è stato coltivato più da nessuno, no? Per lungo tempo. Persone facoltose, molto ricche, che provengono, in questo caso dal nord Italia, da alcune città del nord Italia, ma anche da Spagna, Francia, altri paesi europei, Canada, Stati Uniti, un po' da tutto il mondo, insomma, che tra il 93 e il 95 pagavano per essere trasportati sui luoghi di guerra, in particolare a Sarajevo e dintorni, per sparare, per così dire, contro cittadini inermi, contro i civili. Si va dai bambini alle donne, agli anziani, a chiunque, durante la guerra jugoslava. Allora, Carlo, tu ti ricordi di questa storia innanzitutto, poi entriamo nel vivo del lavoro che ha fatto Ezio. Purtroppo sì, rabbrividisco, ma vorrei far notare che le nefandezze degli italiani in Bosnia e Erzegovina non si limitano ai cecchini, perché gli indignati di queste ore si dimenticano che l'attuale Presidente della Repubblica, allora Vicepresidente del Consiglio, insieme al Presidente del Consiglio, il pacifista Massimo D'Alema, autorizzò contro la Costituzione italiana il bombardamento della Serbia Questo italiani. E allora la domanda è: ci possiamo stupire del safari ed è giusto indignarsi, ma non ci dovremmo domandare di quanta ipocrisia ha albergato al vertice di questo nostro paese? Su un piano politico ci sta tutta, credo, questa questione, no? Perché è stata rimossa bellamente. Fu la prima azione di guerra vera e propria dopo la seconda guerra mondiale. Sì, peraltro in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione. E fece strage di civili serbi in quel caso. Fece strage di civili serbi perché quella non era una missione sotto l'egida dell'ONU, ma era una missione decisa da un gruppo di paesi all'interno della NATO per andare a regolare conti, prima di tutto etnici, poi religiosi, nei confronti dei bosniaci. Allora la domanda è possibile che quei cecchini di cui oggi si sta parlando in maniera straordinariamente cruda
siano stati, fra virgolette, nella loro psicologia armati anche da questa corrente di pensiero, per cui chiunque non era simile a noi si poteva abbattere come se fosse una bestia da safari. Questa cosa me la sono sempre chiesta quando è rivenuta fuori questa storia, e me la continuo a domandare, perché se ci pensate bene siamo ben oltre il confine della barbarie, siamo ben oltre il confine della come posso dire, della criminalità. Per cui c'è della gente che ha prenotato con un tour operator la possibilità di andare a fare un safari umano. Sì. Non so se è chiaro. Tra l'altro, secondo certo. tu immagina la psicologia, poi dopo vi faccio parlare, sì, scusate se no. Prego, Carlo. Tu immagina la psicologia di uno che va, cerca il contatto, aspetta di essere imbarcato sull'aereo, fa il volo, arriva là, prende la jeep, viene portato sulla collina, gli viene dato il fucile e comincia a sparare. È un lasso di tempo talmente lungo che vuol dire che tu sei totalmente privo di coscienza. Sì, oltretutto, tra l'altro... perché non può essere che non c'hai tutto questo tempo. Secondo me, neanche il boia, quando ammazza uno condannato per la pena di morte, si spoglia della sua umanità e si riveste di quello che disse il pilota del B-52 che sganciò le bombe su Nagasaki e Hiroshima, dicendo: ma è il mio dovere. Ma in questo caso è il mio piacere, cioè un piacere che parte dal prenotarsi il safari ad arrivare a sparare. Vi rendete conto della mostruosità? Certo. Poi Ezio ce ne parlerà, Ezio Gavazzini, di questa cosa, perché anche lì è venuto fuori il profilo, come diceva Carlo, psicologico di questi soggetti. Però andiamo con ordine. Allora, intanto, quando nasce il tuo interesse per questa vicenda, no? Allora, il mio interesse nasce già dagli anni 90. Erano usciti 2 articoli, uno a firma Venanzio Postiglione sul Corriere della Sera il 29 marzo del 95 e uno sulla Stampa di Torino sempre lo stesso giorno, il 29 marzo del 95. Questi 2 articoli mi avevano colpito già allora. La notizia era già, secondo me, una bomba in quel momento, e me la sono un po' messa da parte, perché stranamente, nonostante fosse uscito in prima pagina che c'erano delle testimonianze, addirittura dove andare a prendere queste testimonianze, alla Procura della Repubblica di Milano nessuno comprava il Corriere della Sera e alla Procura della Repubblica di Torino nessuno comprava la Stampa. Perciò, siccome era in prima pagina, una notizia di strage, ti dico anche dove sono i testimoni, però nessuno è andato a interrogarli. Ecco, anche giornalisticamente non ci fu un gran seguito. No, rimase così e basta. C'era il governo in quegli anni. Chiedetevi chi c'era al governo. Ma io eviterei 1995. Ecco, io però eviterei una cosa, di metterla in politica, perché veramente questa vicenda ha tutto tranne che che politico. Mi piace contraddirti, ma noi viviamo in un paese dove ogni giorno ci raccontano delle balle, tipo che la magistratura è indipendente. Ok? E ci raccontano delle balle tipo che i servizi segreti, l'esercito, eccetera, eccetera, si muovono nell'alveo della legge e della Costituzione. Quello che racconti tu nel tuo libro e quello che hai raccontato e che era già stato raccontato 20-30 anni fa, in un paese che effettivamente rispettasse le regole del gioco democratico e la legge, avrebbe già portato ad alcune centinaia di arresti. Perché non è avvenuto? Io posso solo pormi la domanda, non ho le risposte. Questa secondo me c'è, basta che guardi chi governava nel 95. Questa è una linea interpretativa interessante, io condivido quest'ottica. Poi però non toglie che qua siamo su dei fatti qui siamo su dei incredibili, fatti, no? Il mio interesse rinasce poi perché comunque... Ma passano poi 30 anni Sì, quasi, 30 anni, nessuno ne parla, era una leggenda metropolitana, ogni tanto Cosa qualcheduno succede, se ne non parlava. sbaglio, che nel 22 esce questo documentario di un regista sloveno che si intitola proprio Sarajevo Safari, Miran Zupanic, no? Sì. E in questo documentario innesca poi un'azione legale della sindaca di Sarajevo e via dicendo. Quindi in qualche modo, però in sede locale, si riapre questa storia. E qui intervieni tu, no? Io cosa faccio? Quando so di Sarajevo Safari, vengo a sapere del documentario, scrivo subito al regista Zupanic dicendo:
sono interessato all'argomento, mi è rimasto impresso fin dagli anni 90, vorrei andare avanti. E lui mi dà subito una serie di consigli, mi dà subito una serie di come dire, di riferimenti nei quali muovermi, e da quel momento io comincio a muovermi in modo autonomo. Ecco, poi riprendiamo questo filone. Intanto mi permetto di fare un altro piccolo tappa di questa vicenda, di segnalare un'altra tappa di questa vicenda. La commenterai anche tu, perché cosa succede? Che prima del 2022, nel 2007, no, risale al 2007, la testimonianza resa davanti al tribunale dell'Aia per i crimini nell'ex Jugoslavia da parte di un pompiere John statunitense. Jordan. No? Questo pompiere statunitense, John Jordan, fa una testimonianza molto precisa. In realtà è lui il primo a parlare di turisti cecchini, perché su domanda dell'avvocatessa che lo interroga, lui parla di turisti tiratori, di borgomastri con riferimento a questi turisti tedeschi, non ai sindaci. Burmeister perché comandano, nel senso che lui li chiama Burmeister perché siccome venivano dalla parte croata, cioè avevano attraversato il confine dalla parte croata, i croati erano molto alleati dei tedeschi, lui li chiama Burmeister perché questi cecchini, siccome pagavano, comandavano. Cioè erano loro quelli che comandavano. Sì, quindi non nel senso di sindaci, ovviamente, ma di persone che comandavano. Avevo assistito, racconta questo John Jordan, testimone testimone diretto, alla presenza di persone che non mi sembravano del posto per il modo in cui erano vestite, per le armi che portavano e per il modo in cui venivano, tra virgolette, gestite, cioè guidate dai locali. Ho visto questo a Sarajevo e alcuni dei miei uomini anche nella zona di Mostar. Il termine turista tiratore significa non era del quartiere, non portava armi tipiche del quartiere. Non ho mai visto uno di questi turisti tiratori sparare, li ho solo visti spostarsi accompagnati attorno a posizioni di cecchini note. Non li ho mai visti sparare effettivamente, ma era chiaro, evidente che la persona condotta da uomini che conoscevano il terreno ne era del tutto estranea. Il suo abbigliamento, le armi mi portavano a credere che si trattasse di turisti tiratori. Un'espressione che ho sentito per la prima volta a Beirut, dove avevamo osservato lo stesso fenomeno lungo la linea verde, quindi tra il 75 e il 90 in particolare. Io posso corroborare la testimonianza di Jordan perché un cooperante della Caritas, che di Jordan non sapeva assolutamente niente, mi ha rilasciato l'identica testimonianza che lui ha assistito a gruppi di turisti che venivano dall'Italia, perché erano italiani, su dei pulmini, e la cosa che l'ha colpito in quel momento, perché lui era un cooperante che lavorava durante l'assedio di Sarajevo, portava gli aiuti, eccetera, e la cosa che l'ha colpito è il fatto che l'abbigliamento e le armi erano molto costosi, era attrezzatura di chi se lo poteva permettere, che è la stessa testimonianza che dà anche Jordan. Sì. Jordan in questa testimonianza dice infatti, che questi erano tutti abbigliati, esatto, e avevano dei fucili molto cari. Leggo l'ultima parte di rilievo di questa testimonianza. Lui dice: i locali, cioè la persona di lì, avevano armi specifiche. Quando vedevi qualcuno con un'arma che sembrava più adatta alla caccia al cinghiale nella foresta nera, piuttosto che al combattimento urbano nei Balcani, e quando si capiva che era impacciato nel muoversi tra le macerie, era evidente, perché se cammina come un'anatra, parla come un'anatra, è un'anatra, dice John Jordan. Tra l'altro, mostruosità nella mostruosità, Carlo, esisteva una tariffa per queste uccisioni. I bambini costavano di più, poi venivano gli uomini, meglio in divise e armati, le donne e infine i vecchi, che si potevano uccidere gratis. Posso smentire. Allora, siccome è uscito l'esposto è stato presentato da me in febbraio, io avevo quelle informazioni a febbraio, però tra febbraio e il mese di settembre ho acquisito moltissimo altro materiale che ho depositato agli atti a metà di ottobre. Allora, sul tariffario non voglio entrare nel merito perché è oggetto di quello che ho depositato. Posso dire però che i bambini erano i più ambiti, erano anche i più cari. Il cacciatore voleva il bambino, diciamo così. Ma tu te le immagini, il Carlo, leone, di cosa stiamo parlando? Il leone che qual è la preda più ambita nella savana? È il leone. Il cacciatore paga. Oggi costa 200.000 euro un leone. A Sarajevo erano i bambini. Poi le donne, gli uomini
e non è vero che gli anziani erano gratis. In questo mondo io ho scoperto che non c'è niente gratis. Quindi l'unica inesattezza è questa qui. Sì. Bene, siamo a posto. Dopodiché entra in scena quello che è stato anche un tuo interlocutore. Carlo, dimmi tutto. No, dicevo, per i vecchi non ride troppo, perché se lo scoprono all'INPS può essere pure che imparano. Appunto. Allora, entra in scena anche questo ex ufficiale dell'intelligence militare bosniaco, che se non sbaglio è stata anche una fonte del documentarista, no? Sì. Se non erro. Che però tra l'altro entra in contatto direttamente con te, perché ti risponde a una serie di mail e via dicendo. Tuttora siamo in contatto. E questo signore, questo ex ufficiale dell'intelligence militare, i servizi segreti militari bosniaci, Edin Subasic, ti dice che a un certo punto il SISMI, il servizio segreto militare italiano, fu informato e bloccò quei viaggi. E qui però mi spiace, ma quello che ha detto Carlo prima torna di prepotente verità, perché se il SISMI sapeva, sapevano anche i politici. Se il SISMI l'Italia sapeva, i magistrati sapevano e non hanno fatto nulla. E questo lo diciamo noi, perché mi sembra evidente, Carlo, che è andata così. Il SISMI sapeva, probabilmente ci sono anche le liste. Il SISMI sa anche chi erano questi turisti. Allora, la testimonianza dice che loro bosniaci avvertono la locale sede del SISMI. Perché c'era una sede del SISMI a Sarajevo durante l'assedio? Perché c'era la missione UNPROFOR, la missione dell'ONU, e avendo lì noi 1800 militari, ovviamente abbiamo aperto anche un ufficio del SISMI. Loro avvertono il SISMI che sono stati avvistati 5 cacciatori sulle colline intorno a Sarajevo, italiani. Il SISMI risponde dopo 2 mesi che non solo li hanno individuati, ma li hanno anche ricacciati indietro, ma che hanno anche chiuso, diciamo, questo traffico. No, non è vero, perché una delle mie fonti, forse la più attendibile, è anche quella migliore che ho utilizzato. Gli ho chiesto: ma voi avete mai avuto come dire, intromissione da parte dei servizi segreti? La risposta è stata no. Ma è vero che a fine 93 questo tipo di turismo viene o chiuso o comunque molto ridotto perché c'è stato comunque un intervento dei servizi segreti? La risposta è stata no. Noi abbiamo come dire, organizzato questi tour dalla fine del 92 a tutto il 95 e nessuno ci ha mai interrotto. Allora, Ezio, adesso tra poco abbiamo una piccola pausa, poi voglio richiamare in causa anche Carlo, perché mano a mano arriviamo a un'altra serie di punti interessanti. Io ti sottopongo quello che ho capito che abbia detto questo Subasic, tu lo commenti, lo integri e facciamo un contrappunto, un controcanto, quello che puoi naturalmente. Io ti dico quello che ho appreso e tu mi dici quello che puoi aggiungere o togliere. Ho appreso, scrive questo ufficiale, ex ufficiale dell'intelligence militare bosniaca, di questo fenomeno dei turisti cecchini alla fine del 93, da documenti del servizio di sicurezza militare bosniaco sull'interrogatorio di un volontario serbo catturato, il quale ha testimoniato che in quel caso 5 stranieri hanno viaggiato con lui da Belgrado alla Bosnia. 3 di loro almeno erano italiani e uno ha detto di essere di Milano. Sono sicuro che simili spedizioni turistiche di cecchini / cacciatori di persone vengono organizzate anche oggi sui campi di battaglia attuali dall'Ucraina al Libano. Questo è già successo durante la guerra civile in Libano 75-90. Gruppi di cacciatori, cioè gente che andava abitualmente a caccia, no? Di animali, il cinghiale piuttosto che altro, si riunivano a Trieste e da lì arrivavano in Serbia. E poi dalla Serbia a Sarajevo. Trasporto in aereo da Trieste, elicottero e veicoli dalla Serbia, proprio come diceva Carlo prima, attraverso la zona di guerra fino a Sarajevo. Giulio, posso dirti una cosa? Sì. Allora, sto guardando il sito della RAI su questa roba. Sì. E c'è io mi dispiace perché la butto sempre in politica, ma su questo mi dispiace per Gavazzeni, ma sai cosa c'è scritto sul sito? Che c'è scritto? Testimonianze raccolte da tutto il nord Italia, questi cecchini del weekend, per lo più simpatizzanti di estrema destra, e questo è assolutamente. Questa
candidatura di estrema destra. No, questo è stato aggiunto da una giornalista. Io l'ho contestato perché sono stato intervistato da 300.000 testate di tutto il mondo. No, ma immagino, io l'ho contestato aspetta, vi congelo un perché attimo. non l'ho mai detto. Vi congelo un attimo, e non poi è riprendiamo. stato mai detto, non è vero. Allora ci torniamo tra poco. Piccola pausa, ma questa qui è molto. Da parte mia, cioè, vabbè, ne riparliamo tra un minuto, Carlo, perché è interessante questo. No, certo, non è vero, dice Ezio, ma dopo abbiamo modo di dirlo. Ci risentiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Oh, sera signorina, kiss me goodnight. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Allora, Carlo Cambi, Ezio Gavazzeni. Carlo, hai fatto benissimo a introdurre questa cosa perché ci saremmo comunque arrivati. Allora, qua mettiamola giù così. Secondo qualcuno questi erano dei leghisti, no? Più o meno leghisti o gente di estrema destra del nord Italia che andavano a sparare ai musulmani bosniaci perché erano amici dei serbi e di Milosevic. Mettiamola così in soldoni, no? Quello che si suggerisce è questo. Questa coloritura politica, tu mi stavi dicendo, non c'è affatto. L'ha introdotta una giornalista italiana. Non esiste questa coloritura politica. Io ho tutte testimonianze che dicono che questi era semplicemente gente che si voleva ricca. Allora, vogliamo fare il profilo, abbiamo a che fare con professionisti imprenditori molto ricchi che potevano permettersi di pagare cifre dai 250 ovviamente ai 3.000. dei malati di mente, sì, come minimo. Non lo so, però è gente molto rispettabile, nel proprio ambiente ha una reputazione. Allora poi viene fuori che uno è un chirurgo estetico a Milano, sì, no? Appunto, è gente che ha una reputazione nel proprio ambito, è riconosciuta socialmente, però ha un comune denominatore. Sono tutti amanti delle armi e amanti della caccia. Non è possibile pensare che un professionista si sveglia una mattina durante l'assedio di Sarajevo e dice che non ha mai visto una fionda in vita sua e dice adesso vado a Sarajevo e sparo ai civili. Non esiste. È gente che ama le armi, frequenta già i safari in Africa, per esempio, spara agli animali della savana e vuole togliersi un sfizio in più. Questa giornalista o quello che è ha aggiunto questa cosa, secondo me gratuita, che io sto negando in tutti quelli che mi intervistano, che non è assolutamente mai emerso che la motivazione fosse politica. Anzi, io ho incaricato una criminologa, perché non mi piacciono le opinioni, di crearmi, chiaramente si è letto tutto quello che io ho raccolto, crearmi un profilo di questo cacciatore tipo. E il cacciatore tipo ci siamo dati motivazioni, no? Poteva essere politica, poteva essere religiosa. Io mi invento una crociata perché sono un cattolico fondamentalista. No, non c'è nulla. Niente. Siamo passati dalla banalità del male alla pochezza del male. Qui siamo al male come in un videogioco. Io vedo una sagoma e sparo. Ecco, altro dato di fatto sul quale, come prima ti dico, puoi aggiungere, puoi togliere, puoi omettere. Per organizzare il safari vengono utilizzate infrastrutture di una compagnia aerea che non c'è più, una compagnia aerea serba di charter e turismo, la Aviogenex, che aveva una filiale a Trieste. Aviogenex viene fondata nel 68, fa parte della società industriale jugoslava Genex, che si occupa di esportare armi dalla Jugoslavia. Questa società è una società gestita da sempre dal servizio di sicurezza statale, anche bosniaco, perché si occupava di affari strategici dello Stato legati al settore militare e agli armamenti. E questo è anche il motivo per cui l'organizzazione del safari, come dicevi tu, era di alto livello. I testimoni ancora oggi sono sottoposti a pressioni da parte dei servizi serbi per mantenere segreta l'intera operazione.
Per esempio, durante la preparazione del documentario di cui parlavamo, Sarajevo Safari, era prevista un'intervista con un pilota di elicottero che trasportava questi cacciatori da Belgrado in Bosnia, ma prima delle riprese costui ha rinunciato perché gli agenti segreti hanno minacciato di uccidere tutta la sua famiglia. I servizi bosniaci vengono a sapere del safari a fine 93 e informano appunto il SISMI italiano, il servizio segreto militare italiano, a inizio 94. Ci hanno risposto in 2 mesi, dice questo testimone. Abbiamo scoperto che il safari parte da Trieste. L'abbiamo interrotto, dicono i servizi italiani, e il safari non avrà più luogo, salvo le precisazioni che hai fatto tu prima, che non è andata proprio così. No, perché è andato avanti fino... Allora, una cosa che dobbiamo precisare è quanto costava, perché se non diciamo quanto costava la gente non capisce l'orrore. Quindi abbiamo parlato di tariffario, ma il costo qual era? Appunto? Allora, un safari, io non entro nel merito del tariffario per ogni singolo diciamo target, ma il safari complessivamente per un turista costava, attualizzata la cifra oggi in euro, dai 250 ai 300 mila euro per un weekend. Si partiva il venerdì pomeriggio, si tornava la domenica sera. L'altra domanda che discende, immagino, è: ma di quanta gente stiamo parlando? Ecco, certo. Ecco. Allora qualcuno dice: ma è ovvio che non può essere un fenomeno di massa, sia ben chiaro. Però allora, non è, qualcuno dice: ma sarà qualche decina, sarà... Allora, il numero esatto io l'ho depositato in procura, perciò non lo posso dire. Posso dire che stiamo parlando di qualche centinaio. Addirittura? Sì. Allora, ultimo punto di fatto. Con tutta probabilità questi gruppi, come dicevi tu prima, Ezio, erano composti da cacciatori. Sì, gente che amava le armi e già andava a caccia di caprioli, e questo però lascia la possibilità di dedurre che quindi questa organizzazione, con probabilità elevata, l'organizzazione di questi safari era da ricercarsi presso le agenzie che organizzavano abitualmente trasferte di cacciatori in quelle che sono le mete classiche. L'Est Europa è sempre stata una meta di cacciatori: Ungheria, Croazia, Slovenia, Serbia, Bulgaria, Romania, per cacciare cervi, cinghiali e caprioli nella prima fase di questa vicenda, ovviamente dopo per sparare alle persone. Sull'organizzazione io l'ho ricostruita, però è tutto depositato in procura. Nel senso, io non parlo dell'organizzazione perché in questa vicenda ci sono 2 elementi: uno è il dito e l'altro la luna. Tutti cercano i cacciatori, che sono il dito: chi sono, da dove vengono, chi è, dammi i nomi, voglio i nomi, eccetera. Ma l'altro, la luna, è l'organizzazione. Certo, è un altro aspetto importante. Carlo, fatto tutte le osservazioni che abbiamo fatto finora, detto che il SISMI sapeva e aveva quindi evidentemente anche conoscenza di chi facesse questi tour e di chi almeno li organizzasse, di quei 5, perché i 5 famosi è un gruppetto, però siccome tutti i weekend c'erano gruppetti, perché l'abbiamo detto prima, è andato avanti dal 92 fino al 92 fino a tutto il 95, quella volta lì ne hanno intercettati 5, ma noi abbiamo detto che sono andati qualche centinaio. Ecco, allora Carlo, dicevo, detto tutto quello che abbiamo detto, fatto la precisazione che quindi le nostre autorità sapevano, che i magistrati dell'epoca invece sono stati inerti, inoperosi, pur essendo uscita la notizia in prima pagina sul Corriere della Sera. Secondo te oggi questa inchiesta, che è stata aperta sulla base dell'esposto presentato dal nostro amico Ezio Gavazzeni, ha probabilità di procedere o ha alta probabilità di finire nel nulla, Carlo? Secondo te, tua opinione? Pari a 0. Perché la domanda che io faccio è: Gavazzeni parla di 5 tracce di questi elicotteri che sono andati su e giù, ci saranno, ok? A casa mia si dice, USA, in un paese dove la legge dovrebbe essere uguale per tutti, che quando tu ti imbarchi per un volo, l'ANAC registra chi c'è su quel volo. Allora, io ho contattato l'Aviogenex e l'Aviogenex è fallita nel 2007. Ho scritto una PEC all'aeroporto di Trieste chiedendo se ci fosse qualche documento, qualsiasi cosa lì depositato rispetto all'Aviogenex. La risposta è stata: non abbiamo più nulla. Ho chiesto con PEC sia alla questura alla Digos di Trieste, sia alla Digos di Gorizia,
se c'erano tracce di passaggio di persone, se avevano registrato qualcosa in quel periodo, se c'era una qualsiasi informativa che diceva che erano stati intercettati gruppi di cacciatori, che c'erano dei passaggi anomali di persone. La risposta è Niente. stato: non abbiamo più nulla, è stato dato. Quindi Carlo? Farvi notare che nel 96, fine 95, inizio 96, c'è un avvicendamento al vertice del Sismi, mandano a casa l'ammiraglio Henke e fanno salire al comando Sergio Siracusa, che è quel signore al quale Massimo concederà poi il grande privilegio di strutturare i carabinieri, di cui lui è comandante generale, come quarta forza militare. Il generale Siracusa è anche quello che coprirà poi Pappalardo, notissimo generale Pappalardo, che è anche sottosegretario alla difesa nel primo governo Ciampi e che fa parte di quel milieu che gira intorno a Segni, i socialdemocratici, alcune propaggini dei movimenti siciliani, eccetera, eccetera, che viene protetto da Siracusa. Per caso anche Saia, ti È ricordi Saia? C'entra anche lui, no? Saia. Quel signor Pappalardo è quello che piazza le microspie sotto i banchi dell'allora nazionale, che mette che schierare metà a destra italiana, eccetera, eccetera, eccetera. La domanda è: ma se questi hanno fatto, è stato anche presidente del COCER, cioè sì, non è uno proprio che sembrava un personaggio pittoresco, ma se l'è sempre cavata. E Siracusa, che è il suo grande protettore, non è un signore da nulla, e i legami di Siracusa con un certo ambiente politico non ce le inventiamo noi, sono documentati. Alla domanda: ma se c'era questo movimento di di spioni, di barbe finte, secondo voi questa roba, che potrebbe imbarazzare tutti, è ancora esistente? Ma manco per niente, cioè non si troverà manco la cenere delle sigarette che questi si sono fumati mentre sparavano ai bambini, capito? Cioè ma è una delle tante dimostrazioni, ma vale per Ustica, ma vale per una serie infinita di cose che sono successe dallo scoppio di Tangentopoli in poi, per tentare di normalizzare l'Italia ed evitare continuasse l'appartenenza dell'Italia all'Occidente, che sono e sulle quali nessuno ha ancora gli occhi. Ma io sono convinto, e lo sono da sempre, che tutto quello che è stato organizzato da Di Pietro e compagnia cantante è servito a chiudere i conti con la stagione in cui l'Italia era frontiera verso il comunismo. Si sperava che il comunismo conquistasse il paese. Non è avvenuto, e sono avvenute una serie infinita di cose per mettere in discussione il voto degli italiani. Ricorderete che nel 96-94 viene rovesciato Berlusconi, nel 96 va al governo Prodi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, di quella stagione lì, che è quella a cui si Gavazzeni e dentro questa vicenda mostruosa, non troverete più nessuna tra traccia. l'altro mi viene da notare, se vogliamo fare il quadro politico più ampio, ma poi torniamo sui fatti, perché Ezio io l'ho caro. Io l'ho caro perché hai messo le mani su dei fatti fastidiosi, ma quello è anche il periodo nel quale ci fu l'affare Telecom Serbia, se vogliamo dire tante altre cose, esatto, no? Che è un'altra sentina di cose oscure che non verranno mai più chiarite. Questo mi sembra chiaro ed evidente. Però tornando a bomba, prima di chiudere questo capitolo, Ezio, io devo notare un'altra cosa, perché io stavo dicendo prima, l'operato di Ezio Gavazzini mi è molto caro, perché è più giornalista di tanti giornalisti, no? Dimmi, Carlo. La difesa in quel periodo è Beniamino Andreatta. Sì, tra l'altro. Queste questioni, diciamo, sono il quadro di contesto entro quale si colloca questa storia. Questa storia, tra l'altro, è l'ultimo punto che volevo toccare, poi ci teniamo in contatto perché
ci darai aggiornamenti mano a mano. Sì, anche Però perché la cosa che mi ha colpito di tutta questa storia è che ti ha chiamato mezzo mondo, cioè tu hai avuto molta più eco fuori dai confini italiani che non in Italia. In Italia a denti stretti, con molta fatica, qualcuno ha ammesso che hai risollevato un problema vero con documenti alla mano. Qualcuno omette di citare anche il tuo nome, qualcun altro diciamo, dice delle falsità, perché non possiamo dire il nome e magari lo diremo domani, però c'è un giornalista importante che ha fatto il corrispondente di guerra da lì, che quando tu lo hai interessato qualche mese fa dice no, è una cazzata, io non mi sono mai occupato di queste cose perché non non ne ho esisteva, mai sentito sentito parlare. parlare. Dopodiché adesso invece dice l'ho scoperta io quella roba qua. Sì, vabbè, poi ha lasciato il tempo che trovava, perché Sì, poi una nessuno stupidaggine. ha seguito. Però in linea Ovviamente, generale, com'è? visto che l'esposto l'ho presentato io, i documenti li ho depositati io in procura, perciò Sì, certo, è insomma, facilmente. Comunque, perché secondo te interessa più all'estero che in Italia? Lo chiedo anche a Carlo, però dopo. Allora, all'estero c'è stato veramente un interesse enorme. In Spagna è stata la prima chiamato notizia, la CBS, la CBS intervistato, mi ha no? chiamato 60 Minutes. In Spagna è stata la prima notizia ai TG e sui giornali. Sono venute truppe dalla Spagna a intervistarmi. Ieri la Germania, la ZDF, e non posso elencarle tutte perché sono veramente centinaia. Ma quello che posso dire è che l'impressione, allora, un po' vorrei smentire Carlo Cambi perché il PM sembra molto determinato. Io non posso dire come Auguri. stiamo, non Diciamo so come stiamo, auguri. io non posso dire come sta procedendo, ma mi sembra molto determinato. C'è la possibilità di risalire, non è vero che non troveremo neanche il fumo. Poi il problema è lo vogliamo cercare o no. Però io ho dato elementi per risalire anche all'organizzazione. Ripeto che dall'organizzazione si può arrivare fino alla vetta, cioè ai nomi. Non è che solo cercando i nomi, ma se non li trovi, allora non trovi più nulla. L'organizzazione ci può far arrivare ai nomi. L'organizzazione è molto più, secondo me, aggredibile che andare a cercare nomi col lanternino. In Italia l'impressione è che i giornali stiano un po' alla finestra e aspettino tutti il grande nome. Che non è detto che sia quello il Che punto. non è detto, perché stiamo parlando di imprenditori e professionisti. Potrebbe esserci un oscuro notaio, però molto ricco, di un paese E fuori poi, come Milano. dicevi tu prima, il nodo è l'organizzazione e gli addentellati. Ma quello non ne parliamo. Ecco, va bene, ne parleremo un'altra volta, magari sulla scorta di quello che emergerà, e sperando che il magistrato in questione faccia un'inchiesta. Il magistrato ha l'aria di essere un indipendente, di uno che ha voglia di andare oltre, perciò Speriamo bene, ce lo auguriamo. bene. Allora, intanto io ringrazio Ezio, grazie, magari rimani con noi perché adesso parliamo anche d'altro, se devi andare, no, beh, allora ci risentiamo Ezio. Grazie, allora grazie. Io saluto Ezio Gavazzeni, avremo modo di risentirci Ezio, grazie per la tua presenza. Noi, Carlo, andiamo avanti come no? Facciamo una piccola pausa, Carlo, un minuto, così poi congedo Ezio e ritorniamo subito qua. Vai, tra pochissimo. Tranquillo. Posso mettermi? Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Allora, eccoci qua, grazie Carlo per l'attesa, siamo di nuovo in onda. Che impressione ti ha fatto tutta questa storia? Beh, mi ha lasciato basito da una parte, ma condivido perfettamente le tue perplessità in ordine alla possibilità di venire a capo di qualcosa. Certo che l'essere umano a volte è veramente schifoso.
il peggiore dei predatori animali non arriva a tanto. No, però aspetta. Io sono dalla parte di Cavazzeni, ne condivido l'afflato, ma quella frase proveniente dall'ultradestra mi dimostra che non si scoprirà nulla, perché Certo. il problema è Son che d'accordo. forse poi si scopre il contrario, capito? Allora, infatti. quando lui dice il magistrato è intenzionato ad andare fino in fondo, ma lui i 5 nomi gliel'ha fatti, ok? Gliel'avrà fatti Cavazzeni, i 5 nomi che conosce, immagino. In questo paese di solito i procuratori della Repubblica, sostituto procuratore della Repubblica, metti che sei un consigliere di circoscrizione della Lega a Lodi, basta che dicano che hai salutato male una signora, ti mandano l'avviso di garanzia. Appunto. Allora io mi chiedo, non c'è materiale sufficiente? Se tu me lo apri come fascicolo anonimo e va benissimo, ma non dai seguito poi ad indagini, lui avrà voglia a dire che il magistrato si impegna, ma guarda che se mi riportava a me i fascicoli, Cavazzeni ti avrei detto: cazzo Cavazzeni, che storia tremenda, hai tutta la mia solidarietà, ci impegneremo allo spasimo. certo. Questo è un paese che continua a prendere per le fondelli tutti, dicendo che c'è l'obbligatorietà dell'azione penale. Dipende a che livello sta sulla scrivania del fascicolo l'obbligatorietà. Parliamo se chiaro, Carlo, io concordo perfettamente con te su questo punto. Poi sono curioso di vedere cosa verrà fuori. Niente, come per il resto è venuto fuori niente, anche in occasione dell'altro libro di cui abbiamo parlato, sulla pista del comunismo armeno, del terrorismo rosso armeno, dietro l'attentato a Karol Wojtyla. Zero assoluto. Comunque. Ma ti pare che è venuto fuori qualcosa, per esempio, che te posso dire io, sulla lettura differente di Ustica, e ti pare che sia venuta fuori qualcosa? Poi guarda, io Carlo sono rimasto diciamo molto convinto del ragionamento che hai fatto tu prima, perché quello è un periodo chiave della nostra storia ed è un periodo sul quale non si avrà mai chiarezza, secondo me. Non a caso io ho ricordato, quello è anche il periodo della Telecom Serbia, degli affaracci che hanno portato alla privatizzazione poi di Telecom, di tante vicende oscure intorno alle quali ormai io dispero che si possa cavare qualcosa di vero e di buono. Saverio Borrelli, in pace sia, perché non ci racconta quali input ebbe dall'ambasciata americana per aprire Mani Pulite? Perché non ce lo raccontano? Perché non ci raccontano che Mani Pulite doveva servire a liquidare la vecchia classe dirigente italiana per fare posto ad una nuova classe dirigente? E perché non ci raccontano che tutto questo nasce dal famoso viaggio in America di Napolitano? Perché non ce lo raccontano? Tra l'altro Cossiga qualche volta mi sembra che se lo fece sfuggire, no? Che ci voleva uno come D'Alema che facesse la guerra insieme agli americani, la famosa guerra contro la Serbia, no? Del 99, che segnò il sigillo di quell'operazione lì alla fine, no? Fu il sigillo di quell'operazione politica. E ricordo che il vicepresidente del consiglio di quell'operazione si chiama Mattarella. Sergio Mattarella. E qui veniamo all'attualità stretta, perché il tuo giornale, La Verità, con il direttore Maurizio Belpietro, ha tirato fuori una storia interessante, che non è nuova. Tutti conoscono. Ecco, appunto, stavo per dire che non è nuova, tra l'altro, no? Però, allora, andiamo al dunque. Il piano per far fuori la Meloni c'è? Assolutamente sì. Ma la domanda è: ma perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive la prefazione dell'unico libro finora scritto da Ernesto Maria Ruffini? Perché? Perché? Perché Ernesto Maria Ruffini, figlio del ministro Ruffini e nipote del cardinale Ruffini di Palermo, erano i reggicoda di Piersanti Mattarella. Ok? È evidentissimo che c'è una corrente ex democratico-cristiana che passa da Ruffini, da Mattarella, da Prodi, dalla segreteria di Stato Vaticana, da Villa Nazareth, e ci metto dentro anche un po' di roba militare,
che ha intenzione di liquidare la stagione della Meloni. Ora, questa cosa è vera, che piaccia o non piaccia, è così. Se tu fossi la Meloni staresti Non a caso lo sbadato la rana alla bocca larga di questa cosa è il più alto rappresentante della corrente catto comunista presente al Quirinale, dove sta Sergio Mattarella, che ricordo in assenza di previsione costituzionale sta facendo il secondo settennato che trasforma la Repubblica Italiana nell'unica monarchia repubblicana esistente al mondo, ok? E che questa cosa fosse prevista lo dimostra una faccenda molto semplice. Ve lo ricordate quando Mattarella fa finta di fare il trasloco dal Quirinale? Era già abbastanza evidente. Era abbastanza, mi sono sempre chiesto quel povero uomo che gli aveva affittato la casa se la caparra se l'è tenuta o no, ma comunque lasciamo bene. Era già evidente che Giorgia Meloni avrebbe preso la presidenza del Consiglio. E perché Mattarella viene richiamato in servizio permanente effettivo? Perché? Perché deve fare argine al dilagare nero. Ma voi ve lo ricordate i candidati che il centrodestra ha messo in campo per l'elezione del Presidente della Repubblica erano uno più ridicolo dell'altro? Certo. Ma siamo veramente convinti che non ci sia stata un'intesa parlamentare trasversale per mitigare l'eventuale presa di potere della Meloni col supporto della Lega? Ragazzi, no, veramente dormiamo da piedi. Oggi la rana alla bocca larga ha detto fra uno spritz e l'altro delle cose disdicevoli. Belpietro ha fatto benissimo a pubblicarle, ma è nient'altro che, come posso dire, la rivelazione di ciò che sta dentro le cose. Ma secondo te la Corte dei Conti, tutta questa rottura di balle sul ponte dello Stretto di Messina, perché la fa? Ma a nessuno viene in mente che il presidente della Corte dei Conti è siciliano, amico intimo di Ruffini e amico intimo di Mattarella? Ma non è che lo scopro io, è la verità, Ecco, fatto questo quadro, allora tu hai intanto due cose. Perché secondo te la rana dalla bocca larga ha parlato così improvvidamente o provvidamente, non lo so, magari l'ha voluto fare davanti, come scrive oggi La Verità in prima pagina, a politici, funzionari e sportivi, cioè coram populo? Perché? Ma perché serviva di dare il warning nel momento in cui tu ti appresti a fare il referendum sulla legge Nordio. Ci sono tutti i sondaggi che dicono che questo referendum verrà vinto, l'argine lo devi costruire prima, non è che lo puoi che le dighe del Mose le tiri su quando c'è già la piena. Secondo, se tu fossi la Meloni... Quindi è un avvertimento, fammelo dire, che assomiglia molto ad avvertimenti che in questo paese di solito si fanno nel sud, dicendo non te ce provà perché te seghiamo le gambe. Quindi diciamo la rana della bocca larga non è che ha fatto una cosa mal condotta, l'ha voluta fare. Ma la riprova sai dove ce l'hai? Che Zampetti detta dal Quirinale una smentita con la carta intestata del Quirinale su un'espressione di un signore che poi dopo pretende di averlo fatto come privato cittadino. Allora delle due l'una. Sì, appunto. O il Quirinale non ne sa nulla e fa finta di non saperne nulla e lascia perdere, o se il Quirinale smentisce vuol dire che quella roba è attribuibile al Quirinale. Ecco, no, perché tra l'altro il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami, chiede conto alla rana dalla bocca larga, a Garofani. Esatto, non al Quirinale. Perché risponde il Quirinale? Risponde il Quirinale dicendo è una ricostruzione ridicola. Ma la ricostruzione chi l'ha fatta? L'ha fatta Garofani. Appunto. Quindi qual è il ridicolo? Il ridicolo è il consigliere del Quirinale. La domanda è, allora, è una ricostruzione che investe il Quirinale o è solo del signor Garofani? Appunto. Se solo del signor Garofani, perché smentisce? Poi, perdonami Carlo, se la ricostruzione è ridicola, non certo l'ha fatta Belpietro, ma è quello che ha detto Garofani. Certo, Belpietro ha fatto semplicemente il notaio di un'informazione che gli è arrivata. Quindi appunto. Chi è il ridicolo? Ridicola è la verità o ridicolo domanda, è Garofani? Mi posso fare un'altra domanda? Posso fare un'altra domanda?
Ma Ranucci, che fa giornalismo d'inchiesta, di questa roba non ne frega un cazzo. Questo indurrebbe a fare altre domande che non faccio, perché sennò ci mettono nei guai. Comunque sono le 10:30 e per fortuna provvidenzialmente abbiamo Lo amiamo. Acerbis! Lui. Dimmi che c'è Acerbis! Lui. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono a numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare un regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono, chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, rieccoci in onda. Carlo Cambi con noi. Giulio, scusa. Prego. Scusa, Giulio. Prego. Telefonate che l'abbiamo fatta studiare apposta. Oh. Certo, l'abbiamo fatta studiare apposta, adesso dovrà restituirci qualcosa dell'investimento fatto. Allora, è meraviglioso. È grande. Alberto Acerbis secondo me è un mito. Sì, è un vero antidoto ai tempi moderni. Penso che meraviglia, questa immagine dell'Italia, devo fare il regalo Sordutur. Esatto. C'è tutta un'antropologia lì, Carlo, bellissima. Sì. È perduta in larga parte, ma comunque Carlo, 2 domande volevo farti ancora, poi magari se sei d'accordo, se vuoi apriamo anche le linee telefoniche e vediamo un po' chi vuole intervenire. Allora, ricordo i numeri, per mandare i messaggi WhatsApp, anche audio, 340 6709 659, poi gli do una controllata, e per intervenire in diretta tra un po' 02 92 94 7222. Volevo però chiederti, se tu fossi nei panni di Giorgia Meloni, staresti tranquillo? Sì, per un semplice motivo, che questi ci provano ma non ci riescono. E secondo me lei deve fare leva a questo punto sui cespugli della sinistra, cioè Calenda, Marattin, tutta quella cerchia, no, Renzi no, perché è totalmente inaffidabile, per arrivare molto velocemente alla modifica della legge elettorale, assicurando, facendo quello che faceva il PC una volta. Ti ricordi che c'erano gli indipendenti di sinistra, no? Sì. Che nei collegi dove c'era un certo tipo di elettorato non necessariamente schierato venivano presentati. Lei deve crearsi l'ambito di avere gli indipendenti di centrodestra. Ciao Frida! Ciao amore! La rendiamo protagonista. E deve cambiare la legge elettorale, dopodiché perché il premierato non ce la farà a farlo passare, anche se sarebbe l'unica vera antidoto a questa robaccia. E poi bisogna depositare, non so perché la Lega non lo faccia, una legge di riforma costituzionale che imponga
la non possibilità di rielezione del Presidente della Repubblica. Carlo, la rana della bocca larga parlava di provvidenziali scossoni, quindi tu ritieni che questi provvidenziali scossoni non potranno essere fatti effettivamente? E quali sarebbero nelle loro intenzioni? Il provvidenziale scossone, se passa la riforma Nordio, te lo dimentichi, perché finalmente la magistratura, quella seria, si sentirà liberata dal giogo delle correnti e tornerà a obbedire ai codici e non agli input di corrente, e quindi non obbedirà più ai partiti, e avremo veramente una magistratura indipendente. Addirittura avremo dei pubblici ministeri più cattivi di prima, con la riforma Nordio, vorrei che fosse chiaro, ma preferisco un paese dove l'accusa è spietata, ma che risponde solo a se stessa, piuttosto che un paese dove l'accusa è a corrente alternata. Ecco. E poi se l'accusa è più forte, deve diventare più forte anche il giudice, finalmente terzo. Deve diventare più forte il giudice, ma soprattutto devono diventare più forti le difese. Cioè, tu quello è il punto chiave. Quello è il punto chiave. No, quello, Carlo, è il punto chiave. So che tu hai una formazione anche da giurista, no? A me che mi ha colpito molto in tutta questa storia è che noi abbiamo comunque dal 99 l'aureo principio del giusto processo in Costituzione. Non l'abbiamo scritto in Costituzione. Che appunto in Costituzione, articolo 111, abbiamo questo aureo principio, però la parità tra accusa e difesa non solo non c'è, ma addirittura è peggiorata rispetto all'epoca del giudice istruttore. Siamo andati peggio. Sì, assolutamente sì, perché attento, quando tu avevi il giudice istruttore, la prova non l'andavi a formare in dibattimento, ma la formavi di fronte al giudice istruttore, il quale, a fronte di indagini mal fatte, prendi il caso Carlasco, avrebbe rifiutato i capi d'accusa e avrebbe chiesto un supplemento di istruttoria. Tu oggi questo non lo puoi più fare, perché il GIP può fare due cose: o accedere alle richieste della pubblica accusa, oppure rifiutare le richieste della pubblica accusa, ma l'unico atto autonomo che il GIP può fare è l'imputazione coatta. Cioè non ha la potestà che aveva il giudice istruttore di dire: guardate che l'istruttoria è fatta male, la rifate. Certo. Quindi tu, come difesa, hai soltanto un momento in cui puoi far valere le tue ragioni, che è il dibattimento in aula, dove si deve formare la prova. Ma se quella prova è stata, come dire, formata dall'accusa stavo per dire in collusione, ma diciamo in concomitanza con la frequentazione del giudicante, mi dici che garanzia hai che quella prova venga valutata hic et nunc, cioè soltanto nel momento in cui c'è il dibattimento? Nessuna. D'altra parte, oggi la polizia giudiziaria, che il pubblico ministero dovrebbe usare anche per trovare prove a discapito dell'accusato, non viene mai attivata per questo. E allora preferisco avere un processo all'americana, dove accusa e difesa si fronteggiano, dove entrambi hanno a disposizione mezzi di prova e dove, se tu vinci come accusato, lo Stato ti ripaga le spese che hai fatto per difenderti, cosa che in Italia non succede. Non succede, appunto, che il povero Zuncheddu, 38 anni di galera, sta ancora aspettando. Però Carlo, io non, infatti non fa una piega quello che dici. E mi chiedo perché Matteo Salvini non candidi Zuncheddu alle elezioni. Ma io l'avevo proposto per le europee, pensa un po'. Comunque, tempo fa. E in ogni caso, giustissimo quello che dici, sono due telefonate, svariati messaggi che leggerò subito dopo, però una cosa volevo chiedertela, perché io ho richiamato questa cosa della parità fra accusa e difesa, perché come sai mi sono occupato dettagliatamente della vicenda di Erba, no? Della strage di Erba. Allora lì siamo arrivati a una cosa per me intollerabile, proprio per un minimo di coscienza civile che ho, è intollerabile. Gli avvocati, i consulenti, fior di scienziati hanno fatto un'opera straordinaria per presentare una richiesta di revisione che, devo dirti, io non te l'ho girata, ma se te la giro tu rimani strabiliato. No, rimani strabiliato dalla qualità e dallo spessore e dal numero enorme di fatti che non sono mai entrati in questo processo. Fatti, E non sto parlando, e poi ci sono le consulenze di fior di scienziati su questi fatti. Questi fatti non sono mai stati esaminati. Allora, quella è il monumento
alla disparità più atroce tra accusa e difesa. Questo è un nodo che secondo me va affrontato, perché non necessita di riforme costituzionali, ma qualcosa bisogna fare per dare agli avvocati della difesa lo stesso peso che ha il pubblico ministero. Non c'è niente da fare, se no la parità non esiste. Ma guarda che c'è un modo soltanto, ok? Tu fai la riforma Nordio, dopodiché porti davanti al GUP, al giudice di udienza preliminare, le parti in posizione di assoluta parità e dici andate a giudizio e nel giudizio formate ciò che c'è, ma bisogna anche dire ma a maggior ragione questo sarà possibile se il giudicante non è... Allora, facciamo un ragionamento, perché agli ascoltatori sfugge questo. I componenti delle procure hanno nel CSM la maggioranza, per cui i giudici, cioè chi fa parte delle giurie, quello che è giuria, fa carriera dipendendo dal giudizio dei pubblici ministeri. Il vizio più profondo sta lì. Sì. Se io giudicante me ne posso fregare di quello che pensa l'accusa nei miei confronti, quando mi arrivano le prove, il giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio mi viene automatico. Ma se di fronte a me ho un pubblico ministero fortemente politicizzato all'interno della carriera della magistratura, che so che può condizionare la mia carriera, secondo te a chi do più ascolto? Alla difesa o al collega che ha la toga come me che può carriera? Questo è il punto. Ma di questo non si vuole discutere. Infatti credo allora, che... la vera consistenza della riforma Nordio non sta tanto nella separazione delle carriere, quanto nella separazione dei CSR. Nel sorteggio, oltretutto. Ok, e nel sorteggio. E questo gli dà fastidio, soprattutto a quelli che stanno vicino al colle più alto di Roma, perché Ma perché in qualche modo... Ma perché in qualche modo tu hai bypassato il sovrano così, no? Con questa riforma tu hai bypassato il presidente del CSM, nonché il presidente della Repubblica. Allora abbiamo due telefonate, Carlo, 2 telefonate in attesa, le sentiamo subito. Pronto? Poi ti domandi perché chiacchiericcio, mi pare evidente. Sono Marco da Mantova. Buongiorno Marco. La mia è una semplice considerazione riguardo Mattarella. Certo che Mattarella ha tutto l'interesse a far cadere questo governo, perché Mattarella e i suoi amici sono quelli che ci hanno mandato in Europa, sono quelli che ci hanno in un certo senso imposto la guerra in Jugoslavia, di partecipare alla guerra in Jugoslavia, e quindi adesso che l'Italia ha alzato un pochino la testa, noi dobbiamo tornare sotto il tallone franco-tedesco. Ricorderai che un paio di giorni fa il cancelliere Merz, in un convegno con la Germania, ha detto che per lui l'Unione Europea consiste nell'asse franco-tedesco, mentre Mattarella continua a dire che noi dobbiamo stare in Europa a tutti i costi e rinunciare anche alla nostra sovranità, che è quello che poi praticamente ci hanno imposto. Ciao, grazie. Allora, l'altra telefonata, pronto? E quindi adesso... Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego, è in onda. Sì, senta, sono forse fuori tema, però vorrei chiedere al giornalista Cambi se ha ricevuto una mia email sulla questione dell'extradoganalità del Porto Franco internazionale di Trieste, questione che riguarda la mia città Trieste, che ho inoltrato attraverso La Verità. No, non me l'hanno girata. Comunque se vuole le do la mia mail diretta, che è Carlo Chiocciola, immagine allora, MC. mi dica Carlo Chiocciola, sì? immagine dopo la mc milanocomo.it. No, mi ripeta, Carlo e chiocciola, poi... Allora, immaginemc.it. Immagine MC tutto... M di Milano, C di Como.it. Grazie anche a lei. Ti giro alcuni messaggi, Carlo. Ci ricorda un'ascoltatrice che vogliamo ricordare anche l'uso di munizioni NATO contenenti uranio impoverito e i gravi danni alla salute subiti dai militari italiani, peraltro inviati sul posto senza protezioni adeguate, per tornare a quegli anni là. No? Forse l'unica cosa buona che ha fatto Vannacci di battersi per le vittime dell'amianto impoverito.
Tra l'altro, Delle- noi abbiamo sentito il colonnello Calcagni diverse volte qui alla radio, che sul suo corpo ha portato i frutti di quelle azioni. Sono portato a non credere, scrive Gian da Brescia, sulla storia precedente, quella dei cecchini di Sarajevo, ma se viene scritto falsamente di tipi di estrema destra, così pure è stato cambiato il soggetto da animali di grossa taglia in esseri umani. No, questa è una stupidaggine, perché in realtà ci furono quelle operazioni là. Luciana da Muggio, potreste chiedere al vostro ospite se non ha paura, Ezio Gavazzeni. Non credo, perché secondo me prevale quello che diceva Carlo prima, non se ne parla, e quindi per fortuna per Ezio Gavazzeni non c'è da aver paura di niente, perché tanto questi insabbiano tutto e quindi il rischio è zero. Di questa gente avrei tanta paura, hanno tanti soldi, scrive Luciana, se penso che fine hanno fatto i creatori di auto e energia alternativa che funzionavano mi vengono i brividi. Buongiorno carissimi, Luigi da Treviso. In quegli anni mi ricordo che sentivo di cacciatori, andavano a caccia in quelle zone, non capivo come si potesse andare a caccia in zone di guerra. Non me lo sapevo spiegare, ma per tutto il resto delle persone con cui parlavo sembrava fosse normale, perché qua dal Veneto i cacciatori sono sempre andati a caccia in quelle zone. Devo pensare male? Pensare male non credo, perché qua si tratta di persone specifiche, individuabili, ma che non saranno individuate, abbiamo capito. Gianni da Roma, eravamo 4 amici al bar che volevano far fuori la Giorgetta, questo invece sulla questione del provvidenziale scossone. Non ha mica perso il vizio di evocare Guerra e Mattarella, spero nella giustizia divina. Mi vergogno di quelli che, pur sapendo questi fatti, lo hanno rieletto per 4 anni. Così scrive un altro ascoltatore. Carlo, voglio Ecco, non toccare... 4. 7, perché il settennato dura 7 anni, il Presidente, 14 se ne fa. Allora, Carlo, un altro argomento prima di chiudere, prima degli ultimi 10 minuti di trasmissione, intanto chi vuole Ma intervenire... quanto è bella Frida! Poi sta tranquilla, Quanto è vedi? bella È a Frida! casa sua qua. Allora, ti volevo chiedere invece un parere su un'altra questione all'ordine del giorno, ovvero le preintese che sono state firmate per il momento da Lombardia e Veneto sulla questione del federalismo, dell'autonomia differenziata, protezione civile, professioni, previdenza integrativa, in parte la sanità. Che ne pensi? Che ne penso? Ne penso che se fosse l'alba di un nuovo giorno mi accontenterei anche di questa nebbiolina. Purtroppo credo che non sia l'alba di un nuovo giorno. Sono convinto che però serva a mitigare e che Calderoli abbia accelerato per dare una mano a Matteo Salvini, perché almeno questa cosa mette un po' dà un po' di Buscopan ai mal di pancia della Lega nelle due regioni, parliamoci chiaro. Vediamo se poi è un test per dire che la riforma Calderoli ha una sua capacità di efficienza, ne sono molto contento. Io avrei voluto un'altra cosa. Avrei voluto l'autonomia fiscale delle regioni, perché siccome io voto direttamente il Presidente della Regione e non voto purtroppo in questo paese direttamente il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, almeno per una parte dei soldi che mi vengono sottratti dallo Stato riesco a comprendere dove vadano a finire. Ecco, questo avrei voluto. Fermo restando che ci serviva poi una tassazione nazionale per far funzionare lo Stato centrale e per avere una minima funzione perequativa, ovviamente nelle regioni dove c'è minore produzione di reddito, però state attenti. L'autonomia fiscale è l'unico modo per far funzionare la macchina pubblica, perché faccio un esempio e non vuole essere minimamente razzista, fra virgolette. Se io in Sicilia erogo i servizi in base alla raccolta fiscale che faccio, probabilmente alcuni sprechi che ci sono vengono limitati, perché comunque dei servizi di base io alla mia gente, i famosi LEP, bisogna che li assicuri. Questo meccanismo è l'unico per riportare sotto controllo la spesa delle regioni, ma per dare il senso
del fatto che nel paese non c'è uno sviluppo uguale e ci sono diverse opzioni per lo sviluppo dei territori e gli danno protagonismo. Quello che c'è nella riforma Calderoli, che pure è qualcosa, non intacca questo meccanismo, per cui giusto che Veneto e Lombardia abbiano rivendicato la loro autonomia per come è concessa da questa legge e lo abbiano fatto in questi tempi, quindi a ridosso delle elezioni, ma se noi contrabbandiamo questo evento come l'applicazione del federalismo o dell'autonomia nel paese, facciamo un'operazione farisaica. Allora, c'è una telefonata, la passiamo allo 02, anzi allo 02 92 94 7222. Non so che ne pensi Pronto? tu, perché tu non hai mai detto niente. No, io condivido esattamente, ma guarda, su questa storia del federalismo fiscale poi credo che con il compianto Luca Ostellino ne parliamo dal 2001-2002, quando fu fatta la Ma è riforma. l'unico modo per fare l'autonomia vera. Ma assolutamente, quando fu fatta la riforma del titolo quinto, parte seconda della Costituzione del 2001, è da allora che parlavamo di federalismo fiscale. Quanti anni so? 24. E la vedo grigia, se non nera, in questa prospettiva. Per me non ci si arriva per questa Sì, è strada. stata caricata l'idea del federalismo fiscale, è stata caricata di questo significato discriminatorio che non ce l'ha, No, anzi, infatti, è esattamente il contrario. infatti. C'è una telefonata, dicevo, anzi due, passiamole. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Gino da Roma. Nulla, ascoltando prima sull'elezione, la seconda elezione di Mattarella, mi si sono drizzati i capelli. Quando, quei pochi che ho, quando il giornalista, il bravo giornalista, ha spiegato delle Ruffini, il cardinale, il nipote, il voto trasversale per eleggere la seconda volta Mattarella, dopo che lui già aveva fatto le valigie per andarsene via. Cioè, questo veramente Per finta. una cosa veramente che ti mette, cioè ti fa capire che qui la democrazia, ma dove sta la democrazia? Questi hanno governato anni e anni senza aver vinto mai le elezioni, sempre con questi intrighi. Ora, chi è che ha votato ha fatto quel voto trasversale del centrodestra? Dobbiamo dirlo. Si ricorda bene, il signor Riti e il signor Toti, si ricorda bene. Ecco, queste cose veramente sono inaudite e sono contro la democrazia. Allora, grazie Gino, c'è un'altra telefonata. Grazie Gino, pronto? Sì, sono Walter. Prego Walter. Ciao Giulio, della Walter Traslochi. A me Mattarella non mi ha ancora pagato comunque, volevo dirvelo. Era una battuta, chiaramente. Trasloco non concluso mi ha scritto, quindi fattura non pagata. Era una burla, ci sei caduto dentro. Allora, oggi mi sento un gonzo, non dico con l'anello al naso perché tutti propalciano l'anello al naso, mi sento un gonzo. Quando mi parlano di autonomia di fronte a questa minchiata che hanno firmato ieri, mi sento un gonzo. Ma se realmente Veneto e Lombardia vogliono l'autonomia, ma allora abbassino l'IRPEF regionale, annullino il bollo auto che viene pagato alla regione, è nel loro diritto e nella loro potenzialità. Quando un candidato in campagna dice che farà il reddito di cittadinanza e in Lombardia con 58 miliardi di residuo fiscale non siamo in grado di dire togliamo il bollo di circolazione a tutte le auto, togliamo l'IRPEF, la riduciamo al 50%, se davvero c'è la volontà. Ma ci stanno a pigliare per il culo, sono 25 anni. Concordo con Carlo e anche con te Giulio che hai perso le speranze. Grazie Walter, l'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, sono Fabrizio di Buongiorno. Sapienza. Buongiorno a tutte e due, è sempre un piacere sentirvi. Grazie. Allora, la faccenda del Quirinale, mi sembra che abbiamo scoperto l'acqua calda, perché è un presidente che si è permesso di non fare ministro Savona e che poi nel momento che si cercava di fare il governo giallo-verde, si era passata una settimana, si era indispettito, aveva chiamato Cottarelli, una persona totalmente fuori dai giochi politici ma che gli avrebbe fatto comodo per fare un governo tecnico. Voglio dire, già da lì capisci che Mattarella non ha mai sofferto la maggioranza di centrodestra. Ma quello che voglio sapere io è questo: io non capisco ancora in questo paese
si può definire chiaramente cosa può fare il Presidente della Repubblica, se può esprimere le opinioni che vuole, se può andare in giro per l'Europa, per il mondo a fare cosa non si è mai capito, perché ha un ruolo che praticamente per me è di ingerenza nella politica di chi è stato eletto. Lui per me è sempre un passo avanti al governo, non so come mai si permette tutte le volte di fare discorsi dove caccia frecciatine a quelle che sono le decisioni del governo di centrodestra, e io penso che con la riforma costituzionale dei pali bisogna metterli, perché qui abbiamo sempre questo personaggio, io non dico Mattarella ma dico proprio la figura del Presidente della Repubblica, che non è sotto controllo, è una cosa un po' incredibile in un paese democratico. Vi saluto. Carlo, io concordo con Fabrizio, perché la figura del Presidente della Repubblica a me mi sembra una brutta roba derivata dallo Stato. Prego. Fermati. Allora, c'è un eccesso di sudditanza nei confronti del Quirinale, ok? Perché la Costituzione da questo punto di vista è abbastanza chiara, cioè dice che cosa può fare il Presidente della Repubblica e dice che cosa non deve fare, ma dice una cosa molto particolare, che qualsiasi atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmata dal ministro competente. La domanda è: ma Tajani quante volte è andato da Mattarella e gli ha detto Presidente, quando lei è all'estero si limiti a parlare di quanto è bella l'Italia e non rompa i coglioni sugli schieramenti che la politica estera deve assumere? Quante volte, quando il Presidente, questo Presidente, fateci caso, raramente va nelle scuole, raramente va nei luoghi a forte aggregazione pubblica, raramente, che parla, che so, di sicurezza, lei faccia il mestiere suo, ha già delle prerogative molto importanti che sono il Consiglio di Difesa, che sono il CSM, ma piano, quando lui dice bisogna aiutare l'Ucraina in tutti i modi, eccetera, lo sappiamo da soli che bisogna farlo, non c'è bisogno che ce lo dice il Colle. Ecco, non c'è nessun governo che è andato lì e gli ha detto Presidente, l'antidoto c'è, o si riforma di nuovo la Costituzione, ma gli articoli che riguardano il Presidente della Repubblica, badate, a parte quello che non prevede la rielezione, ma secondo me nei lavori preparatori della Costituzione che io ho studiato col professor Pizzorusso, che fra l'altro era comunista integrale, quindi non era sospettabile, come dire, di esondazioni liberiste verso la Costituzione. Nella Costituzione è chiarissimo che non è prevista la rielezione, cioè nulla si dice della rielezione, perché si ritiene che il settennato sia un tempo sufficiente. Allora la domanda è: ma tutti i costituzionalisti che si stracciano le vesti, mi viene in mente Zagrebensky, che si stracciano le vesti sulla Costituzione di fatto che non è la Costituzione scritta, perché non si cominciano a occupare da lì? E poi altra domanda: c'è un antidoto, facciamo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, dopodiché il Presidente del Consiglio ha Costituzione vigente, ma con il mandato pieno che gli deriva dal popolo, visto che l'articolo 1 dice che la Repubblica è una Repubblica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo. Se c'è una carica dello Stato investita direttamente dal popolo, forse quello che è l'inquilino del Quirinale ritorna nell'alveo delle sue vere competenze scritte nella Costituzione. Già. Fermo restando che io non capisco perché debba presiedere anche il Consiglio Superiore della Magistratura. Non lo capisco. Ma il motivo c'era. Il motivo c'era. Perché durante il fascismo, come sai, i tribunali erano sottoposti al regime. E allora si dice: se il popolo è rappresentato dal Presidente della Repubblica e il Presidente della Repubblica è la garanzia di tutti, se presiede il CSM, anche eventuali distorsioni della magistratura vengono mitigate da questo rappresentante massimo del popolo, dal primo degli italiani. Sì. Il problema è che con l'affare Palamara Mattarella ha reso evidente che i presidenti della Repubblica, ed in particolare questo Presidente della Repubblica, sono totalmente funzionali allo status quo dei poteri separati dello Stato, dei poteri che non rispondono alla democrazia, cioè la magistratura.
Carlo, dobbiamo salutarci. Ti chiedo solo un sì o un no. Mi spiace di dover fare un accenno solo velocissimo a questa questione importante, però il mio amico, il professor Ugo Volli, ha scritto un bell'articolo per Shalom.it, la testata della comunità ebraica di Roma, dicendo che la decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che ha approvato la proposta americana per istituire una forza internazionale di stabilizzazione a Gaza, il piano Trump, è una decisione storica ed è la vittoria di Israele. Sì? No? Secondo te? Sì, a condizione che l'Occidente si ricordi che quando ci rompe le balle dicendo che sul fronte ucraino c'è il fronte della sicurezza dell'Occidente, lo sappia anche sul fronte israeliano. Carlo, grazie per questa conversazione, come sempre, che è sempre un dono prezioso, per me di sicuro, credo anche per la gran parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Grazie a Carlo Cambi, buona mattinata. Carlo. Stammi bene, dai un abbraccione a Eccola Frida qui. e state bene a tutti. Grazie ciao, Carlo, buon grazie lavoro. a tutti. Ciao, ciao, ciao. Avete ascoltato gli